Salve a tutti, vediamo ora un esercizio abbastanza completo di probabilità che ha un po' di tutto dentro. Allora, abbiamo un'urna con 4 palline bianche e 6 verdi e noi estraiamo 3 palline. Ci chiediamo qual è la probabilità che tutte e tre siano verdi in vari casi. Allora, se ogni volta restituiamo la pallina nell'urna, oppure nel caso B se non restituiamo la pallina, oppure nel caso C se estraiamo contemporaneamente le tre palline, oppure c'è anche il caso D, qual è la probabilità che almeno una pallina sia verde? Allora, vediamo il primo caso. Ogni volta restituiamo la pallina nell'urna. Allora, quando prendiamo la prima pallina, qual è la probabilità che sia verde? Ci sono 10 palline, 4 più 6. E la probabilità che una pallina sia verde è 6 su 10. Però, visto che noi restituiamo la pallina, quando prendiamo la seconda volta, la probabilità è uguale, sempre 6 su 10, e restituiamo di nuovo. E ancora la terza volta la probabilità è sempre la stessa. Queste probabilità vanno moltiplicate, ora 6 decimi per 6 decimi per 6 decimi, 6 decimi alla terza. 6 decimi vado a semplificarlo in 3 quinti alla terza, troviamo 27 125esimi. Va bene. Caso B, che non restituiamo la pallina. Allora, la prima volta che tiriamo fuori uguale come prima, 6 decimi, sono 10 palline e ce ne sono 6 verdi la prima volta. Però adesso non restituiamo la pallina. Quando peschiamo la seconda volta, dentro l'urna ci sono 9 palline, quindi dobbiamo dividere con 9 e le verdi sono 5, perché noi stiamo supponendo che abbiamo già estratto una verde per fare questo calcolo. Se volete, questo si potrebbe pensare come probabilità condizionata. E comunque ci sono rimasti, dopo che abbiamo tirato fuori una verde, sono rimaste 5 verdi. Va bene, prendiamo anche quella e poi quando peschiamo la terza volta, nell'urna sono rimaste 8 palline e perché ne abbiamo prese già 2 verdi, ne rimangono 4 verdi. Poi andiamo a semplificare queste frazioni qua, e troviamo un sesto questa probabilità. Ok, adesso se invece estraiamo contemporaneamente le tre palline, bisogna ragionare in modo diverso. Bisogna ragionare con le combinazioni che si calcolano con i simboli binomiali. Allora, tutte le possibilità in cui nel denominatore dobbiamo mettere tutte le possibilità in cui io posso estrarre tre palline da un insieme di 10 palline, quindi 10 su 3, simbolo binomiale. E quali sono i casi favorevoli a quello che mi interessa? È che io estraggo tutte e tre le palline verdi, quindi tutti i modi in cui posso estrarre 3 palline da un insieme di 6. E anche devo considerare che, appunto, volendone prendere 3 delle verdi, ne devo prendere 0 di bianche. Quindi il numero di modi in cui posso prendere 0 palline da un insieme di 4. Queste due probabilità questi due numeri vanno moltiplicati perché devono accadere tutte e due le cose. Adesso qui risolvo questi fattoriali, 6 fattoriale fratto 3 fattoriale, 6 meno 3 fa 3, di nuovo 3 fattoriale, qui ho 4 fattoriale fratto 0 fattoriale, 4 meno 0 è 4 fattoriale, che vanno via, questi 0 fattoriale fa 1 per convenzione, e allora qui abbiamo 10 fattoriale fratto 3 fattoriale, 10 meno 3 fa 7 fattoriale, e adesso qua è 1, adesso qui andiamo a semplificare 6 per 5 per 4 per 3 fattoriale, e qua un 3 fattoriale lo scrivo come 3 per 2, l'altro 3 fattoriale me lo tengo perché tanto si semplifica. Qui al denominatore scrivo 10 per 9 per 8 per 7 fattoriale perché ho quest'altro 7 fattoriale si semplifica, invece questo 3 fattoriale scrivo come 3 per 2, quindi 3 e 2 li vado a semplificare con 9 e 8, e invece qua 3 per 2 fa 6 che lo vado a eliminare con questo 6. Qui ho 5 per 4, qui sotto 10 per 3 per 4. Poi vado ancora a semplificare e trovo un sesto. Allora è venuto uguale come qua, ma è un caso con questi dati. In genere troveremo un valore diverso in questo caso che non restituiamo la pallina, nel caso che le estraiamo tutte contemporaneamente, solo per caso che qui è venuto lo stesso valore. Siamo calcolato in un modo completamente diverso. Va bene, adesso il caso D.
che è un po' diverso qui. Non è che siano tutte e tre verdi, qui stiamo chiedendo un'altra cosa. Qual è la probabilità che almeno una sia verde? E questo si può dividere in tre casi incompatibili tra loro. L'evento che troviamo una verde su tre, che troviamo due verdi su tre e che troviamo tre verdi su tre. Questi tre eventi sono incompatibili perché o ne troviamo una su tre verde, o due su tre verdi, o tre su tre verdi. E quindi queste probabilità vanno sommate. E qui come si ragiona? Il denominatore è sempre uguale, il numero di modi in cui prendiamo tre palline insieme di 10. Però qui appunto dicevo che intanto il caso che ne prendiamo una verde da 6 verdi e due bianche da 4 bianche. Poi in questo caso invece prendiamo due verdi da 6 verdi e una bianca da 4 bianche. E in questo caso prendiamo 3 verdi da 6 verdi e 0 bianche da 4 bianche. E questo si potrebbe calcolare volendo, solo che è un po' lungo e c'è un modo più breve per farlo pensando alla negazione. La negazione, calcoliamo la probabilità della negazione di quello che ci interessa e poi alla fine il risultato sarà 1 meno quella probabilità. Allora, qual è la negazione? La probabilità che almeno una sia verde se noi facciamo la negazione che nemmeno una è verde, oppure come dire che nessuna è verde. E quindi ci calcoliamo la probabilità che nessuna sia verde. Allora, il denominatore è sempre uguale, ma qui allora che 0 siano verdi su 6 e che 3 siano bianche su 4. Quindi 6 su 0, 4 su 3 e calcoliamo 6 fattoriale fratto 0 fattoriale, 6 meno 0 è 6 fattoriale, 4 fattoriale, 3 fattoriale, 4 meno 3 fa 1, 1 fattoriale. E qua denominatore ho scritto 120 perché l'abbiamo calcolato già prima, era questo. Se andiamo a vedere qua 10 per 3 per 4, 12 per 10, 120. Va bene, quindi questo ce l'abbiamo già. Adesso qua 4 fattoriale lo scriviamo come 4 per 3 fattoriale, qui sotto 3 fattoriale, 1 fattoriale 1 lasciamo stare, 3 fattoriale va via, o 4 su 120 è un trentesimo. Questo però è la negazione di quello che ci interessa. Allora la probabilità che almeno una sia verde è 1 meno un trentesimo, e 30 trentesimi meno un trentesimo è 29 trentesimi. E così. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.